La rivolta dei fiumi, l'invasione dell'acqua, della melma che inghiotte case, cantine, garage, non è cronaca, è storia, storia recente. Vicenza porta ancora le cicatrici dell'alluvione del 2010, ma da allora, in poco più di 8 anni, le condizioni sono cambiate. Nel Veneto, che non sta con le mani in mano, sono stati costruiti i bacini di laminazione, sono stati rinforzati gli argini, ci sono nuove tecnologie, piani di intervento innovativi. Ma il futuro va organizzato, provato, testato e la data è già fissata. Il 7 marzo prenderà vita una delle più importanti esercitazioni anti-alluvione della protezione civile a livello europeo. Vicenza è già un modello europeo per la protezione civile e per la gestione delle alluvioni. Con questa piattaforma facciamo un salto in più. Il 7 marzo, in una realtà virtuale, Vicenza verrà invasa dai fiumi, una simulazione della grande alluvione del 2010 che servirà a testare la piattaforma di sicurezza finanziata anche dall'Unione Europea con standard qualitativi molto alti. Al test parteciperà anche un centinaio di cittadini che invieranno messaggi che poi verranno analizzati dal centro operativo comunale presieduto dal sindaco di Vicenza. Non solo informazioni che provengono dai responsabili di protezione civile, ma la piattaforma analizza anche quanto accade nei social. Per l'esempio eclatante è nell'alluvione di quest'anno che ha colpito tutto il Veneto. Un cittadino aveva postato la foto di un albero caduto in un'arteria principale della città, e il COC, che è il centro operativo comunale all'interno del quale c'è il sindaco che deve decidere, ha raccolto appunto l'informazione dai social. Questa piattaforma ci permette di organizzare i dati e farli arrivare in maniera ordinata. Sia chiaro, il 7 marzo l'alluvione sarà solo nei computer del centro operativo, nelle proiezioni virtuali. Vicenza non si accorgerà nemmeno che la protezione civile è all'opera. Il test metterà a confronto la gestione dell'emergenza con e senza piattaforma. Più di quel che funziona, però, il collaudo servirà a individuare cosa va migliorato, rendendo così il piano d'emergenza più efficace. Saranno utilizzati più di un centinaio di persone tra operatori sul territorio e funzionari che permetteranno di capire se la piattaforma potrà andare avanti nello stato di avanzamento del progetto o se devono essere apportate delle modifiche.